Sto ancora cercando, so che il nonno li aveva nascosti per impedire alla Lena di polirci dentro i suoi depilanti. Ah, allora se li ha anche nascosti, meglio che li faccia la coppa. A parte il fatto che mi sarebbe anche più facile cucinarteli, almeno qui una pentola c'è, cosa ne dici? E polirli da dentro ci vuole mezzo grugnetto. E poi a me non piacciono, io li voglio al tegamino. E i tegamini, eccoli qua. Quale vuoi? Il più grande, così mi sento più sicura. Gli altri li mettili pure al loro posto. Che questo sia il posto giusto, non lo so. Però io l'ho trovati qua e quindi li metto. Vedi un po', vieno in casa, ce n'è. Il frigo, sì, una bottiglia speciale per occasioni speciali. E un vero avvenimento sarà se riuscirò ad aprire questo po'. Devo dire che ci avevo perso la mano. Ma finire che ci rimetta ancora qui. Ma questa è acqua di mele gasata. Rovina lo stomaco. Per le uova ci vuole almeno del dolcetto. Senti, il bar giù è aperto. Vado a prenderne una bottiglia. Sì, ma vedi di far presto, perché se ricordo bene, cuociono in poco tempo. E se riesco a darci il colpo giusto. E se ricordo bene anch'io, mia mamma, prima di metterli nel tegamino, ci metteva anche dell'olio. Oh, non so perché, forse per tradizione. Comunque c'è un perché. Va bene, cercherò di fartele come te le faceva la mamma. Però la roba da cercare aumenta, Comunque, vedi di far presto. Oh! Figlio, ti sei fatto male? Come stai? Come uno che è volato da un ballatoio all'altro. Vorrà sapere che è il potenziale assassino che ha fissato lo giardino con una catena. No, dici che lo prendete sempre a calcio, che lo portate a spasso per le scale e così lui deve sempre chinarsi a raccoglierlo. Ah, ecco, lo sapevo che c'era. Il nonno dice di avere la pelle delicata e che alla sua età se la deve riguardare. Così unge la carta igienica prima di usarla. Oh, ce l'ho fatta. Oh. Peccato però per la vestaglia. Vabbè, poi era vecchia, puzzava di naftalina. Sono 25 anni che dentro a guardaroba. E poi, dopo le uova, non dovrei più aver bisogno di tenerla addosso. Ora vediamo se riesco a rendere i commestibili. Ah no, devo prima toglierci questa roba qui. E ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore. Oh no, tu per quel lavoro di passarino a ventizie che va un fumo. Dove ho messo la roba? Dove l'ho messa? Trovo più niente. Il bianco è diventato quasi marrone scuro. L'insalata la vedo, e il resto? Pronto, in tavola! Bianca gregata un po'. Che lusso! Oh, servizio completo! E uova alla carbonella! Forse sono un po' troppo ben cotte. Diciamo un po' croccanti, ma... Certo che quelle uova
25 anni fa erano migliori, eh? Anche più fresche. Ma cosa credi che io non mi ricordi come erano quelle uova? E come facevo a dimenticarmene? Quella notte di 25 anni fa me ne hai sbattuto una dozzina. E non tutte insieme, a 2 per volta. Se riuscissi a farli tornare, anche se con meno uova da sbattere. Diventerei uno che crede ciecamente nei miracoli. Ma io penso che anche senza miracoli. Chi può essere? L'unico modo per saperlo è quello di andare ad aprire la porta. Sono io, ma questi fuori sono per lei. Per me? Sì, per lei. E chi manca? È Giorgio qui sotto, signora. Ah, grazie dell'informazione. Poteva anche essere il salumiere all'angolo della strada. Comunque, tante grazie. Mi hanno mandato dei fiori. A me, alla signora Cappello in parodia, ha detto quella là. E chi può essere stato? Beh, come succedeva in quel film che abbiamo visto tanti anni fa, prima che nascesse la Lena, c'è anche dentro un biglietto. Ma qui non c'è. Ma ci deve essere, se no il mondo va a rovescia, si rivendicano le pompe e si lasciano anonimi fiori. Guardaci un po' bene. Ah, non c'è niente, ne sono sicura. Vado io ad aprire. La signora Gina Cappello in Parodi? No, sono il signor Parodi senza capelli. Stavo leggendo il biglietto che dovevo consegnare all'assegnazione. Sa com'è? Tutti siamo soggetti a dimenticarci qualcosa, specialmente se questo qualcosa è da dare. Allora mi dia e tante grazie. A tutti succede di dimenticarci qualcosa, specialmente se questo qualcosa è da dare. Da dare. Eccoti il biglietto che ti doveva consegnare insieme ai fiori. Leggilo, così vedremo che chi li ha mandati alla signora Gina Capello in Parodi. Un bel mazzo d'argento per le nostre nozze rosa. Il prossimo mazzo te lo farò d'oro. Ma cosa stai leggendo? Amico, qui c'è scritto così. Mi sono messa anche gli occhiali per leggerlo meglio. Dammi qua. Ma quell'insensato neanche capace di scrivere. Eppure io l'avevo dettato così bene quando sono sceso giù con la scusa del vino. Ma guarda un po' che figura mi ha fatto fare. E meno male che erano per te, perché se fossero stati per un'altra. Per un'altra. Mai scherzavo, facevo così per dire. E adesso chi c'è di nuovo? Senta, non mi dica niente perché so già che cosa vuole. Era ora, francamente, non ci speravo proprio più. Bene, venga pure avanti perché so anch'io che cosa vuole. Lei vuole la mancia, vero signora? Sì. Però si ricordi che la mancia è la cosa più meschina che possa esistere. Offende non solo l'onore, ma anche la dignità del lavoratore. Il lavoratore non ha bisogno di rimediare mance o elemosine per sopravvivere. Ha soltanto bisogno e il diritto di guadagnarsi il pane, l'affitto e il biglietto dell'autobus se è tanto intelligente da non usare la macchina. Sì, dice bene. Dare la mancia è come dare del barbone a uno che dal barbone non vuole sopravvivere. Era una vera e propria offesa. Sa, io ritengo di essere una buona cristiana. E da buona cristiana, certo offese, specialmente se sono come quella lì che in mano, cerco sempre di perdonare. È una battuta questa, è una battuta del genere. Non merita una mancia qualunque, merita una mancia speciale. Guarda, prenda questo biglietto dell'autobus, vale molto di più. Dice, ma non penso. Invece sì, te lo garantisce un terziere. Scusi un attimo, se lei si trovasse nel deserto senza aver bevuto per 3 giorni e all'improvviso si presenta un santo qualsiasi con una valigia piena di dollari e un bicchiere d'acqua, lei che cosa sceglierebbe?
Il bicchiere d'acqua per forza. Bene, e se lei si trovasse alle 3 di notte, senza soldi con la macchina guasta e quindi senza soldi per il taxi, e in una zona dove è tutto chiuso e da dove passa l'unico autobus in grado di portarla a casa, lei che cosa sceglierebbe? Beh, in quel caso. E allora cosa vuole di più da me? Non solo finalmente so. Però, prima di goderci il nostro splendido isolamento, vorrei togliermi un mattone dallo stomaco. I fiori per quell'altra? Sì, per quell'altra di 28 anni fa. Ma cosa credi? Che io non ne sapevo che non esisteva. Eri sempre tu che scendevi davanti per salire di dietro, anche quando il tram era mezzo vuoto e potevo non toglierti gli occhi di dosso. Quello che mi dispiace è che per quel giochetto ci abbiamo rimesso tutti e due dei soldi, perché qualche volta io ti davo il biglietto e tu non mi davi i soldi. Oppure tu mi davi i soldi e io non ti davo il biglietto. A proposito di quella linea, mi ricordo che era successa una cosa proprio, non lo so, forse banale ma anche importante. Ti ricordi che cosa era successo in quella linea? Io vorrei che ti ricordassi che giorno è oggi. No, oggi, adesso mi ricordo che cos'è, però zucchero in casa ce n'è. 3 chili, offerta speciale, paghi 2 e prendi 3. E zucchero? E uova, Uova 2 anche! dozzine. E se non bastassero? Ne faremo arrivare delle altre. Adesso è un vero e proprio rompimento. Voglio vedere in faccia chi è quel figlio di un cane. Ciao papà! Cosa ci fai? Ma non vieni in trasferta? Insomma, siamo d'autunno e io sono un metalmeccanico. E con questo? D'autunno non cadono solo le foglie, scade anche il nostro cavallo. Quindi apriamo la stagione degli scioperi e quindi ancora... Sono stati i sindacati a mandarti via a quest'ora. Ma non mi ci ha mandato nessuno, sono io che... E quindi sua spontanea volontà. Allora è un vero e proprio rompimento premeditato. Controllando il cartellone in movimento turni, ho visto che oggi potevo incrociarvi tutti e due in una botta sola. E sei venuto a darcela. Non solo ci hai incrociati, ma proprio nel momento più giusto che potevi azzeccare. Ma non siete contenti di vedermi? Come no, stavo giusto chiedendo a tua mamma notizie su di te. Un po' magari, ma mi sembri dimagrito dall'ultima volta. Però hai una buona cena. Vero Gina che adesso può tornare al suo bravo corteo di protesta per fare il suo dovere, sì? Deve. Lo sciopero è sciopero. Non è mica una giornata di festa da usarsi così per scopi personali. È una giornata di lotta collettiva. Bene, adesso che si era visto che stiamo pensando Più che contenti di vedermi, mi sembrate alquanto strano oggi. Lei seduta su un tavolo. Non trovavo una sedia libera da qualche parte dove posso sedere. Un mazzo di fiori dentro una pentola. mi preparavo la tisana, non ti dico sono incantato. Ma voi mi sembrate molto molto strani. Ma si può sapere cosa avete fatto stamattina? Cosa non abbiamo fatto? Abbiamo cercato di ripristinare un'antica, ma insomma, il treno di gomme te l'ho pagato io, l'assicurazione te l'ha pagata il nonno, il bollo dice che te lo pagherà tua mamma, ma vuoi ancora qualcos'altro? Volevo dirvi una cosa importante. Vabbè, allora dicela E non dirmi, vattene, mi sentirei quasi imbarazzata. Non vorrei correre il rischio che capisca la situazione. Ma magari la capisse, ma è impossibile. D'altronde anche noi, quando avevamo la sua età, pensavamo che i nostri genitori fossero rimasti senza cartucce. Mentre noi con tutte le munizioni che abbiamo risparmiato. Ci siamo consultati e abbiamo deciso di ascoltare la tua cosa importante. E voi mi sembrate sempre più strani. Sempre più duro di comprendere. Avanti! Volevo farvi conoscere la ragazza che sto per sposare. È giù sotto in macchina che aspetta. Posso farla salire?
E capofamiglia siete? Sì, part-time. Mi sento più tranquillo oggi anche se sono fuori servizio. Hai mica visto la mia cravatta? Ma allora cosa devo fare? Ma se parli di adesso, la cosa ti è abbastanza chiara. Se parli di dopo sposato, è la classica domanda da 3 miliardi, specialmente se è fatta a me oggi, che mi vede rinunciare alla partita. E io ancora non trovo la mia cravatta. Ma volete essere chiari sì o no? Più chiari di così, non vedi che si mette in alto di corda per riceverla? Ah, allora, corro giù a prenderla, dopo! Non volare, che l'ho già fatto anch'io. Sei solo una mistura che non servì! È stato il nonno, così impari a darci dei calci dentro. Parola mia che questa volta me la paga per il vecchio rimbambito! Cosa vedi? Che per me è tutto scemo. Se ben ti ricordi, io quando sapevo che i miei genitori non erano in casa cercavo di portarti a casa. Lui tutto alla rovescia. Ma i tempi sono cambiati, lui è la macchina, noi avevamo solo che un tram, su quello mica... Vabbè, lasciamo perdere, vedi di mettere un po' d'ordine, mentre io vado di là ai vestiti. Non me la sento proprio di riceverla vestita da odalisca riposo. Ordine. Qui, in questa casa, ordine. Ma io le buttavo. Ordine. Si fa ordine. Questa è sacra però, no? Momento. Sei pronta? È un momento, no? Sei pronta? Quasi, non trovo le scarpe, non hai da dire? Sì, ci vado, ma mica tanto volentieri, Proprio oggi che dovevamo trascorrere una giornata a porte chiusa e mi sembra di essere diventato un portiere d'albergo. Sei ancora pronta finalmente? Non solo perché mi hai deciso di presentarti ai miei vecchi. Calma, vecchi. Non esageriamo adesso, vecchi. Ma questa è la mia fidanzata. Piacere. Il piacere è tutto mio. Oh, porca miseria. Non cominciamo a pigliarsi tutto. Facciamo almeno metà ciascuno. Simpatico tuo padre. Mamma, questa è la mia fidanzata. Che bella ragazza, sei sicuro di meritarsela? Così bella, così elegante, così fine. Oh signora, lei mi compose. Ma hanno da attaccarsi tutti al mio pomello questa mattina. Se suona ancora il campanello entrerò in sciopero come portiere d'albergo. Voglio la porta girevole. All'anima del finalmente solo. No, zitto, so già che cosa ti è successo. Ti hanno dirottato l'aereo sui piani di Creto. Papà e mamma insieme. Questa sì che è una vera sorpresa. E allora avevo studiato il cartellone movimenti turni. Ho Ma pensato spiegami di un farmi po'. una bella sorpresa. Come mai stai a casa? Avevo studiato, ripeto, il cartellone movimenti turni allora? perché ho pensato di farmi una bella sorpresa. Vieni avanti, caro, vieni. Papà, questo è mio marito. Sì, marito. Marito con l'anello al dito o marito sanguisuga sempre pronto per la fuga? Ci siamo sposati regolarmente ieri sera a Liverpool. Liverpool? E dov'è? Dietro, al capolinea dell'88. Sa, anche noi tramvieri ci diamo. Scusi un attimo. 3, 4,
porti le sedie. Sono a mancare. Conto fino a 3, poi chiudo la porta. 1, 2, 3. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ah, e adesso che ci siamo finalmente presentati tutti. Tutti no, manca il nome. Oggi non c'è. Come mai Giovanni? È andato a sacrificarsi eroicamente per un amore incompreso. È incompiuto. Ma come perché qui nessuno può dirmi no. Oh, io potrei anche dirtelo, ma stai tranquilla. Se è dove so, sta benissimo. La conoscete? La vedova del piano di sotto. Ci mancherebbe anche questo. Non voglio sentire suonare il campanello e aprire un'altra coppia. Nemmeno se si portano le sedie. Mino, vai a chiamarlo prima che mi combini qualche guaio irreparabile. Lascialo quietare, fa chi può e poi guaio irreparabile. Non è mica un bambino. Io penso che all'età della ragione ci sia arrivato. Ma non mi preoccupa il fatto che non l'abbia raggiunta. Sono sicuro che l'ha già persa. Vai a chiamarlo. Io? E perché mi hai preso? Oh, ma io non ci vado di sicuro a bagnare le polveri di un poveraccio che sta sparando le sue ultime cartucce. Volete che ci vada io? No. Ancora non ci devi andare tu perché devo rispondere a questo signorino. Ma non vuoi bagnare le polveri a lui? Voi lo sapete cosa avete fatto a me tutti e quattro? Mi avete allagato addirittura la Santa Barbara. Se non ci vuole andare lui, io non ci vado, perché se ci vado io gli strappo anche la cartuccia. Io dovrei andare giù a farmi cavare gli occhi. Ma se ce l'abbiamo come vedere, spiegami. Io non ci vado di sicuro. Allora vado? No. Lui va. Cosa vuoi scusare un pilota di linea o un kamikaze? Dai, Ma tutt'altro è una pasta. Però, se disturbato in certe situazioni, può diventare anche una iena. Comunque, solitamente, chi non conosce, con chi non conosce gentile. Ma siamo poi sicuri che sia giù di sotto. Prima di andare a bussare a una porta e chiedere del nonno, mi sembra che... Oh, visto che lì c'è ancora la mia camicia che sta sgocciolando, garantito che il nonno è giù di sotto. allora vado, Vai all'interno 5. Fai presto però. Non volare, Ma che cosa dici? Ce n'è poligliotta allora? Per non far torto a nessuno, una bestemmia per ogni lingua. Vado subito a raccoglierlo. Perché lo senti? Per avere la soddisfazione di uscire qualche volta senza portarmi il sacchetto della spazzatura. Sarà, ma il biglietto della partita nessuno l'ha ancora strappato. Mica pensavi che... chissà perché, ma mi è venuto in mente di quel tizio che aveva detto alla moglie scendo a prendere le sigarette e poi è finito su chi l'ha visto. No, però mi hanno insegnato che non si può chiamare amore se non c'è reciproca fiducia. Già, e allora perché su 49 tra un biglietto e l'altro mi chiedevi la prova d'amore, eh? Adesso siamo pari. Beh, ora che siamo finalmente tutti insieme, finirete di preparare qualcosa da mettere sotto i denti, eh? Così per festeggiare l'occasione. E da festeggiare ne abbiamo di cose. Il tutti insieme, un fidanzamento, un matrimonio e, anche se non consumate per motivi vari, le mie nozze d'argento. Ma come sono contenta perché guarda, ti invidio qua. Oh, non è il caso, statene che sono meglio le tue. Congratulazioni signora, posso dare un bacino anch'io? E come no, sono qui apposta per essere baciata. Già che sei lì, dai una anche per me. Tutte fusioni lui, come suo padre. Beh, ma ora basta con queste stupidate e diamoci un po' da... Cosa prepariamo? Visto che è domenica e i negozi sono chiusi... E che il nonno non è in casa. Dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Scatolana sortito e tante belle uova al tegamino. Invece di pigliarmi in giro, perché non ti dai un po' da fare? Da che parte comincio? E cerca le piscatole che avevo in mano poco fa. Ecco l'eroe a troppo a sacrificarsi per il dell'amore. Sì. Come un Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Casa nostra e quella bucciante sutta. Oh, non lo capite, non capi già come siamo per dare la sorta. Sono venuti su miei a rubitele. Però ti gatti tutti tu, un po' benissimo. Via!
Ma sono stati tu palazzo che quando c'era da nostro poggiolo, a Occiande sutta, nasce Ponzi. Era in mutande. Rimissa un momento o ancora da levare? Oh, fatti me, va bene. E poi mi continua a fare. E allora sai che ne incidegno. Perché, intanto, se non ti ne dici un delle larve scatole, anche non si mangia. Larve scatole? Ma allora è vero che in questa casa non capì proprio, non capì un accidente. Anche la larve scatole non si deve accurare, vedi? Se piccia la... se feo ti usa l'anello, sentia e tac. Ma allora, questo uomo è difettoso, magari è in vino. Quella che ti posso usare! Però no, ma non sa mai carpino, Ma quali moderne, se c'è antica di missa carpino, sei a quarestelli alla scatole. Anche non si deve a più la scatole, anche si deve a, non so, qualcosa di... Il martello. Per imbranare questi l'oliva ci capiamo, lo tenga. Scalusi, la giugetta. La verità è che tra un po' scoppio anch'io. Ma ti vuoi giudicare, sì o no? Dai, spiegati che devo andare in banca a fare quei pagamenti. E allora puoi aspettare, perché a pagare e morire c'è sempre tempo. Non ne posso più, vuoi 3 ore che lì dentro. Io non dico niente, ma se non fa presto mi esce anche dal naso. Non ne posso più, mi sento persino male. Oh, metti in scena sempre la solita tragedia, mamma. Ormai la conosciamo e non ci dici più. Intanto adesso tocca a me e io il mio posto non te lo cedo. Ultimo di turno sei e ultimo di turno ci rimani, per quanto mi riguarda. Ultimo turno? E chi l'ha detto? Noi tutti abbiamo tirato a sorte e sei risultata l'ultima. Ultimo corno! Devo andare giù ad aprire bottega. A chi tocca l'apertura dovrebbe aspettare il primo posto in bagno. La verità è che se papà non si muove oggi la bottega, non l'apre nessuno. Ecco, e sulla saracinesca attacchiamo un bel cartello con su scritto chiuso per esigenze corporali nel base. Emilio! Cosa vuoi? Niente, volevo solo sapere come stai. Sto bene, grazie. Anzi, benissimo. Ma sono io che sto male. Ho un mal di pancia che non ne posso più. È da ieri sera che ti senti disturbato perché non hai preso una pulga come ti avevo consigliato. Bel consiglio il tuo. Ma chi sta già prendere una pulga in questa casa? Se ti capita di convenza che sei fuori turno, come la mettiamo, me lo spieghi? Ma lo fai apposta, papà! Ho ancora 1 minuto e mezzo. Non avevamo stabilito 6 minuti a cranio? Dai, lasciami passare. Non spingere, che sono ancora